Quando scende la sera fino al 27 maggio le mura della città storica di Montagnana si tingono di rosa, il colore del prosciutto Veneto DOP, a cui è dedicata una festa che coinvolge tutta la città. Un evento capace di catalizzare in pochi giorni l'attenzione di turisti e appassionati della buona tavola che qui trovano schierati gli 8 prosciuttifici che costituiscono il consorzio che mettono sul piatto il meglio della loro produzione. Li si può conoscere ad uno e degustare le singole produzioni godendosi un prosciutto tagliato a vista. Una gigantesca isola del gusto accoglie in pochi giorni centinaia di migliaia di persone al banco, sulle tavolate oppure serviti intorno ad una tavola elegante nella sala gourmet o ancora nei tanti ristoranti della città. Il prosciutto Veneto DOP è il protagonista, ma a ingolosire il menù ci sono gemellaggi con i più prelibati prodotti della tradizione veneta, dai tortellini di Valeggio agli gnocchi alla fioretta di Recoaro, ma anche con gli strangolapreti del Trentino tra Garofani, i canederli, da Mantova ai tortelli di zucca e i padovanissimi rufioli di Corte Padovana su pastatine di piselli proposti dal ristorante Boccadoro. Un occhio di riguardo anche alle pasticcerie che qui a Montagnana vantano tradizioni e produzioni di particolare qualità. Abbiamo ampliato quest'anno perché l'anno scorso siamo arrivati a 130.000 presenze, quest'anno auspichiamo di aumentare il numero di partecipanti, abbiamo aumentato lo spazio del ristorante perché vogliamo promuovere sempre di più il prosciutto Veneto DOP. Il prosciutto si promuove se uno ha la possibilità di degustarlo con tranquillità. Io ho nominato questo prosciutto, l'ho battezzato la perla gastronomica del nostro territorio, perché non ha uguali in nessun posto. Siete in tanti? Sì, siamo in tanti e sono soddisfatto per questo perché gli associati al consorzio hanno aderito con soddisfazione. 8 prosciuttifici, ma non solo i prosciuttifici ovviamente sono gli attori principali, però pensiamo alle pasticcerie che sono qui presenti, pensiamo ai ristoranti locali e quindi c'è grande attività, ai vini del territorio, ai vini dei Colli Euganei, ai vini di Merlara. Quest'anno la festa si allunga di 2 giorni e si congiunge alla Notte Rosa che il 26 maggio accenderà tutta la città murata fino a notte con musica, concerti ed eventi speciali. Un'edizione particolare, importante, nell'anno 2018 individuato dal Ministero dell'Agricoltura e della Cultura come anno del cibo italiano. Una festa di tutta la città. È una festa di tutta la città, abbiamo circa 200 persone che lavorano all'interno di questa manifestazione nei 12 giorni, laddove il nostro centro commerciale naturale stesso, i negozi che si affacciano attorno alla piazza andranno a beneficiare di questo. Non a caso hanno organizzato per sabato 26 la Notte Rosa. I commercianti attendono ormai questa manifestazione con grande entusiasmo. E sono numeri importanti anche per le attività commerciali di Montagnana perché con un pubblico così elevato ovviamente le attività ne hanno un grande vantaggio.